Girava fra le piazze di Vedelago di Strana per smerciare hashish e marijuana. Fra i clienti dello spacciatore di 19 anni, moltissimi minorenni della zona. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione a conclusione di un'articolata attività di indagine. L'operazione è scattata a seguito di un precedente arresto a carico dell'indagato il 25 settembre scorso, quando in occasione di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quasi 500 grammi di hashish e 130 di marijuana. Da tempo si è intrapresa un'attività specifica proprio di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in contesti giovanili locali, che già ha portato a diversi provvedimenti d'arresto, sia in flagranza di reato, quindi di iniziativa della Polizia Giudiziaria, sia su provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il 19enne aveva posto in essere una vera e propria attività di vendita al dettaglio di hashish e marijuana che cedeva a numerosi giovani assuntori. L'appello del comandante dei carabinieri alle famiglie. Il suggerimento che ci sentiamo di dare alle famiglie è quello di seguire i propri figli, stare vicino e nel caso in cui possano notare o situazioni particolari che necessitano appunto di consigli, anche rivolgersi all'Arma dei Carabinieri, che saremo ben lieti di fornire loro tutto l'ausilio possibile. Il 19enne è stato accompagnato nel carcere di Treviso.